Si parla di arte, si parla di passione, si parla di pittura, lo facciamo con una pittrice di Castelsardo, Suntina Borrielli, che ci ha ospitato nel suo atelier d'arte. Una storia lunga, una vita, Suntina. Sì, certamente, da piccola ho iniziato a disegnare, a fare statuine con la cera, insomma tutte queste belle cose. Poi ho studiato al liceo artistico e mi sono data così alla pittura seguendo le orme di mio padre, che era pittore autodidatta, insegnante elementare, tutti a Castelsardo lo chiamavano Lumaltru. E quindi ho seguito quella scuola lì e oggi ho un atelier d'arte che si chiama Il Pennello Magico e ci sono una 60ina di opere esposte. Ma ce ne sono tante anche, sappiamo, nel continente e non solo. Un senso di identità forte, perché le tinte che rappresenta sulle sue tele e a Suntina Borrielli ricordano molto il borgo antico di Castelsardo, gli usi, le tradizioni, la storia. Sì, una rappresentazione nostalgica del passato, perché io ho vissuto tutte queste cose che ho tradotto sulla tela, emozioni, sentimenti, tutta la mia gioventù praticamente, quello che ho conosciuto l'ho tradotto sulle tele. Dove possiamo trovare questo atelier? Perché noi ci siamo arrivati e siamo rimasti incantati dalle opere esposte. A Lubagno, via le Terme Romane, numero 1. Andate a trovarlo perché veramente c'è un tuffo nel passato e i colori che raccontano la nostra storia. Grazie.